Quella cucina misera d'Andrea, ho trovato l'antenato della cassata. Curiosi? E allora, aulini in cucina. E rieccoci qua al nostro appuntamento goloso. Ebbene sì, in una località siciliana, nella provincia di Palermo, esattamente nelle Madonie, fanno un dolce strepitoso, buonissimo, che per quanto mi riguarda, per quello che è la mia cultura gastronomica, potrebbe tranquillamente essere veramente l'antenato della cassata, perché si avvicina tantissimo a quello che è la ricetta originaria. Di che cosa si tratta? Si tratta di una pasta frolla, perché la cassata originale non è quella che quasi il 90% delle persone credono che sia, cioè quella con zucchero glassato sopra e tutti i canditi, quella per intenderci molto barocca. Assolutamente no. Quella è cassata alla siciliana, anche se probabilmente, anzi sicuramente è la più conosciuta a livello mondiale, ma non è l'originale. L'originale è uno scrigno di pasta frolla. Ho approfondito questa tematica nella mia rubrica Aneddoti gustosi. Vi lascio il link in descrizione se volete andare ad approfondire e vi proietterà direttamente nel video dove appunto spiego le origini della cassata. Ma andiamo alla ricetta di oggi. Come vi dicevo, per quanto mi riguarda, questa è molto ma molto simile a quello che potrebbe essere il dolce originario. Adesso vi spiego il perché. Il dolce originario nasce appunto da un involucro di pane, pasta frolla, quello che si poteva fare ovviamente in quei periodi, e all'interno mettevano del formaggio. Queste quando le pastorizia andavano in transumanza. Quindi, quando dovevano stare fuori per parecchio tempo, si nutrivano con questa forma di paniere che viene poi dall'arabo, da lì il nome cassata, che aveva questo involucro, praticamente questo paniere creava un involucro particolare che al suo interno accoglieva appunto un formaggio addolcito con del miele. Da lì poi si è evoluto ovviamente nel corso degli anni ed è arrivata la cassata al forno, quella che conosciamo oggi. Ebbene sì, nelle Madonie non si usa mettere la ricotta, ma si usa mettere del formaggio tuma e quindi la farcitura, ma anche un po' la frolla si differenzia da quella palermitana, ma lì sono dettagli che magari nel corso degli anni ci sono state delle evoluzioni, quindi non è tanto come dire, gli ingredienti della frolla che mi hanno colpito e affascinato, quanto invece la farcitura, che credo che veramente sia molto ma molto golosa e ricca di storia. Adesso andiamo direttamente a entrare, come dico io, all'interno della ricetta, così vediamo passo passo di che si tratta. Io lo trovo un dolce straordinario, ricco di storia, mi ha sicuramente colpito e provocato delle grandissime emozioni e beh, ho deciso di presentarlo. Il dolce in questione è stato denominato dai madoniti sfoglio madonita e adesso andiamo ad eseguire la ricetta. Gli ingredienti li trovate giù in descrizione, quindi non sto qui ad elencarvi singolarmente tutti quanti gli ingredienti, troverete anche la grammatura e così vi potrete cimentare in questo fantastico dolce. Io ovviamente vi consiglio di fare perché, ma mi profuma di storia della mia terra. Adesso cominciamo a fare l'impasto e creiamo questa frolla tutta madonita. Allora, io sto usando una planetaria, potete tranquillamente anche impastare a mano, ci metterete un po' più di tempo, ma nulla vieta di fare questo a mano. Aspetta, sposto un po' di ingredienti perché magari impallano un po' la telecamera. I potenti mezzi della casa una tanga su chisi, quindi dovete accontentarvi. Di sicuro non vi colpisco per la tecnologia, spero di prendervi per la gola. E mai per i fondelli, quello è sicuro. Allora, partiamo. Già ho messo dentro una farina, poi vado ad inserire uno strutto morbido, perché un burro in Sicilia non si usa, quindi quando li gite passi a frolla con un burro, levatela, non è sicura. Ok? Mettete strutto, poi all'interno già avevo messo pure un bicchierino di marsala. Io faccio un'aggiunta mia del tutto personale, quindi non è da tradizione, un cucchiaio di marmellata di albicocche, zucchero, uova, e comincio ad impastare. Velocità 1. Benissimo. Data un'impastata grossolana, sferiamo l'impasto su una spianatoia infarinata e continuiamo ad impastare a mano. Dobbiamo ottenere poi un panetto. Fatto questo panetto lo andremo a dividere in due parti, cercando di dare già una prima forma, così poi lo andremo a lavorare anche meglio. Cerchiamo di dividere il panetto in due parti, una parte un po' più grande che è la parte che andrà nel fondo della teglia, perché poi mi dovrà alzare i bordi, quindi deve essere un po' più grande di quello che poi sarà il tappo. Anche un po' la superficie del panetto e diamo una prima stesura delicata. Non è quella definitiva perché adesso dovrà riposare in frigorifero, però noi già diamo una forma alla nostra pasta frolla, così ci agevolerà il lavoro dopo. Allora, fatto questo disco, anche se è approssimativo, come vi dicevo, non vi preoccupate, in questa fase non dovete essere precisissimi.
Poggiate sopra la teglia che andrete ad usare e ovviamente calcolatevi i centimetri in più che sarebbero quelli che poi vanno a definire il bordo. Credo che in questo momento ci siamo, adesso la pellicolo e la vado a trasferire in frigorifero mezz'ora. Dato una sistemata, la nostra frolla si sta riposando, facciamo alcune precisazioni dovute, perché se no succedono i guerre in questo video. Questo dolce nasce intorno al XVII secolo, secolo più, secolo meno, adesso non l'ho proprio preciso, all'interno di un convento di Polizzi Generosa. Erano delle monache. Quasi tutta la pasticceria siciliana, diciamo, nasce dalle mani fatate delle monache, anche se nessuno mi leva dalla testa che le monache comunque si sono ispirati alla vecchia e originaria cassata, perché se andate a studiare quello che vi ho detto all'inizio del video, praticamente a 70 a patta sempre. Le monache sono sempre state molto furbe. Questo dolce ha creato delle vere e proprie discussioni infinite tra due paesi, tra Polizzi Generosa, dove appunto è ubicato il convento, e Petralia, che è il paese limitrofo. E ci sono appunto discussioni da centinaia di anni, il dolce è mio, il dolce l'abbiamo fatto noi, e il nostro è più buono del tuo, in mano a supporto della propria tesi. Ma comunque, personalmente poco importa se è dell'uno o dell'altro paese, perché è un dolce fantastico e buonissimo, però c'è da fare una piccola differenza tra i due dolci, tra quello che fanno a Polizia e quello che fanno a Petralia. Sostanzialmente sta nella quantità di zucchero messo all'interno dell'impasto. Quello di Polizzi è un po' più dolce rispetto a quello invece di Petralia. Sostanzialmente la differenza è questa. Poi se qualcuno di voi ha altre informazioni che io non ho, ovviamente scrivetelo nei commenti, perché per me è sempre motivo di crescita, sempre in maniera educata e rispettosa, perché chi non lo è sapete benissimo che viene assecotato. Allora, io ho fatto questa piccola specifica e precisazione perché è dovuta ovviamente a queste due località meravigliose delle Madonie siciliane. Nel frattempo la frolla si raffreddò, quindi cominciamo a fare la farcia. Occorre della tuma che andremo a grattugiare. Mamma mia, spettacolo. Grattugia contenitore e grattugiamo la tuma all'interno del contenitore. Grattugiata la tuma, la teniamo da parte. Cominciamo a prendere del cioccolato fondente almeno al 70% e riduciamolo in scaglie. Zuccata e la cubettate piccola piccola e trasferitela sempre nella bowl con gli altri ingredienti. Frullino ad immersione e montiamo gli albumi. Parte dello zucchero. Inserisco anche questo nella bowl. Tante parte di zucchero. E impastiamo il tutto. La cannella. Usciamo la frolla dal frigorifero, infariniamo la spianatoia, mattarello in maniera delicata, andiamo a prima infarinare un pochino, a finire di sagomare. Una teglia, io sto usando quella da cassata, ma se ne avete altre va bene uguale, imburrata e infarinata, e poi andiamo a mettere su la nostra pasta frolla, anche se poi si chiama sfoglio di Madonie o sfoglio di Polizzi. Io chiamo Madonie e mi tengo generico e mi tengo fuori da questa diatriba. Con le mani andiamo giù, delicatamente, ma con movimenti comunque decisi, e adesso la vado a riempire. Bene, e la teniamo da parte. Stendiamo l'altra parte che sarà poi il coperchio. Poco. E andiamo a mettere su il nostro tappo. Col mattarello passiamo sopra e in automatico andremo a fare il bordo. Passiamo sempre con le dita per sigillare per bene. Non vi preoccupate, perché se avete imburrato bene la teglia infarinata non si attaccherà in cottura, poi si staccherà. Diversamente, se non fate questa procedura, rischia che il tappo si sollevi. Non succede niente, perché tanto questo poi è la parte inferiore, l'andremo a scoperchiare, quindi non si vedrà più nulla, però sapete, giusto per essere precisini. L'ultimo passaggio, una forchetta dei piccoli fori per far fuoriuscire il vapore. Forno preriscaldato 200 gradi, 50 minuti. Ovviamente raffreddare, perché andarla a sformare nel momento in cui è calda al 100% si rompe. Adesso capovolgerla e pregare che non si rompa e che sia andato tutto bene. Oppede. Olè, guardate che bella, fantastica.
zucchero a velo e cannella e passiamo alla parte che mi piace che assai, l'assaggio. Verdade!